Bene, bene, bene amici, ben ritrovati, rieccoci qua con il nuovo oroscopo, il nuovo oroscopo della settimana, eccoci qua. Allora, l'oroscopo che va dal giorno 10 al 16 maggio, ok? Nuovo oroscopo, ripeto, che va dal giorno 10 di maggio al 16 maggio, ok? Segno per segno, preparato dal sottoscritto il Santone di Avella, nonché Cleo, ok? Allora andiamo ad soddisfare un po' tutti quanti voi e iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. Le coppie affronteranno una settimana poco entusiasmante. Ci vorrebbe maggiore carisma e passione per godersi il rapporto. Meglio i single che cercano compagnia ma non l'amore nella vita. Questo tipo di rapporto potrebbe essere favorito. Chi invece andrà in cerca della persona da avere al fianco per sempre non troverà grandi risultati. Nel lavoro invece le stelle di queste giornate saranno molto interessanti e si ha voglia di intraprendere qualcosa di nuovo. Saranno infatti favoriti i nuovi percorsi ma anche i nuovi progetti professionali. Il segno del Toro, amore. Questa nuova settimana sarà particolarmente buona per i sentimenti. Dovrete puntare tutto sul weekend dove le cose potrebbero farsi davvero interessanti per le coppie, ma non solo. Potrete aprire il vostro cuore a qualcuno, quindi bene che chi esce da una relazione, perché potrebbe decidere di cambiare registro e vivere una nuova emozione intensa. Nel lavoro invece dovrete essere riflessivi e altorande lo siete stati fino ad ora. Pensare prima di agire sarà la scelta giusta e solo così potrete veramente dare il meglio, dico il meglio, di voi sul posto di lavoro. Le soddisfazioni difficilmente mancheranno. Auguri. Il segno dei Gemelli, amore. In amore non filerà tutto liscio, specie per chi è single o ha voglia di intraprendere un rapporto particolare. Il fatto è che la persona alla quale siete interessati potrebbe essere il vostro apposto, ma questo potrebbe capitare anche a coppie che stanno già insieme. Comunque è previsto un miglioramento. Dovrete attendere solo qualche giorno. Sul lavoro invece, per voi gemelli, il periodo è abbastanza agitato e sarà importante fare chiarezza. Proprio per questo sarà meglio parlare con i piani alti e con chi lavora con voi. Non sono previste delle grosse novità professionali, almeno non per la prima parte della settimana. Il segno del Cancro. In amore, le stelle di questa settimana non assicureranno troppe novità. Il periodo comunque non sarà così male, per qualcuno potrebbe essere pure importante. Certo che gestire certe situazioni e certe emozioni non è mai troppo facile e sarà fondamentale stare attenti anche alle piccole cosucce. Se siete single non sembra ancora il momento perfetto per intraprendere una nuova conoscenza, però chissà. Per il lavoro invece dovrete cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, visto che le stelle saranno dalla vostra parte.
potrebbe iniziare una nuova professione, un nuovo percorso, un nuovo progetto. Qualcuno potrebbe farvi una proposta o rendervi parte di una novità per quanto riguarda il lavoro. Il segno del leone. È possibile che con i sentimenti ultimamente le cose non siano andate esattamente come sperato. In questa settimana ci sarà un miglioramento e un recupero per i rapporti della sfera personale. Difficilmente ci saranno le novità tanto attese. Non andrà troppo del tutto in maniera perfetta, o almeno non subito. Voi sarete più presi dalle questioni di lavoro che da quelle d'amore. Nel lavoro invece in questo periodo inizierete a pensare di più al futuro e avrete voglia di darvi da fare, sentirete una necessità di fare qualcosa di nuovo, ma è più difficile farlo che dirlo. Bisognerà tenere gli occhi aperti rispetto ad ogni possibile ostacolo o complicazione. Vergine, amore. Per le relazioni di questa potrebbe una settimana fruttuosa e particolarmente buona per il vostro futuro. Con il partner si potrà pensare ad un passo importante come quello della convinzione o di una convivenza insieme. Potrete concentrarvi e dare attenzione ad un progetto di coppia. Se siete invece single, potrebbero essere delle giornate interessanti, anche se non per tutti arriverà la conoscenza della vita. Sul lavoro il miglioramento ci sarà, ma non è ancora il periodo perfetto. Bisognerà infatti attendere i prossimi 2 mesi per avere qualche soddisfazione in più. L'importante è impegnarsi sempre, soprattutto se avete degli obiettivi, ovviamente a prescindere. Il segno della bilancia. Amore. Questa settimana sarà abbastanza buona e potrebbero arrivare delle novità. Occhio però a come affronterete un cambiamento, una situazione nuova con il vostro partner. Certamente il discorso sarà simile anche per chi ha il cuore libero e vuole iniziare dei nuovi approcci. Per i rapporti in generale comunque non sono previsti dei grossi problemi. Nel lavoro invece potrebbero arrivare delle novità come un nuovo progetto, ma anche un nuovo percorso, un trasferimento. Pure in questo caso sarà fondamentale gestire bene il nuovo che verrà, perché i cambiamenti possono portare a dei disagi. Il segno dello Scorpione. Amore. Queste giornate non saranno delle migliori e le stelle non vi aiuteranno troppo, anzi, l'umore potrebbe essere abbastanza a terra e i dubbi vi assaliranno. Se avete un partner o una famiglia, sarà importante dare la giusta importanza ai rapporti senza lasciarli da parte insieme a tutta la sfera privata e personale. Poche news per chi è ancora solo. Il lavoro, per voi dello Scorpione, le idee e i progetti professionali sono saldi e in mente eppure non vi sentirete così certi e sicuri. Vi mancherà una piccola spinta e potreste risentirne anche a livello di energie. Qualche intoppo potrebbe rallentarvi sul lavoro, quindi fate attenzione. Il segno
il segno del Sagittario. Amore. Questa settimana di maggio potrebbe essere un po' nervosa per le relazioni perché con il partner potrebbero esserci tensioni. I rapporti potrebbero affrontare delle giornate complicate e i sentimenti potrebbero rivoltarsi persino contro di voi. Per i single non ci sono troppe speranze di incontrare una persona speciale. In amore sarà meglio attendere un periodo più favorevole. Nel lavoro il momento è abbastanza altalenante, ma le soddisfazioni non mancheranno. Dovrete fare attenzione a delle giornate in cui sarete sottotono. Il da fare è tanto e gli ostacoli saranno all'ordine del giorno. Fate attenzione. Capricorno. Amore. Settimana particolare interessante soprattutto per i single o per chi ha chiuso definitivamente una storia d'amore. In questi giorni, ma anche nei prossimi periodi, potrebbe farvi avanti e conoscere una nuova gente. Questo aspetto vi farà stare bene e chissà che non arrivino nuove emozioni. L'importante sarà non chiudersi in se stessi. Potreste sentirne davvero, davvero tanto. Nel lavoro ci sarà un bel recupero, a maggior ragione se avete avuto dei problemi da affrontare. I prossimi mesi poi saranno davvero incoraggianti. La strada per il successo e la risoluzione dei progetti è aperta. Il segno dell'Acquario, amore. Questa settimana sarà abbastanza buona per i sentimenti. Se siete impegnati in coppia, la vostra dolce metà potrebbe finalmente fare qualcosa che voi state aspettando da tempo. La complicità in amore sarà piuttosto alta per questi giorni di maggio. Per i single potrebbero esserci dei piccoli passi in avanti con qualcuno. Nel lavoro invece gli impegni saranno tanti, ma le energie no. La posizione sfavorevole e dissonante della Luna potrebbe complicare un po' le questioni professionali. Non per questo non riuscirete nei vostri intenti, quindi dovrete sicuramente essere un poco più ottimisti. E infine il segno dei pesci. In amore. Non sarà un momento facile, soprattutto per chi non riesce a sentirsi al top e ha confusione per la testa. In un rapporto potreste risentirne, magari non avete troppo tempo per stare con il vostro partner, o magari c'è una persona che vi sta confondendo le idee e vi sta mettendo in crisi. Dovrete assolutamente cercare di riflettere, soprattutto se avete intenzione di prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro invece lo stato d'animo è agitato e nervoso, potrebbe portare qualche problemino. Ogni compito dovrà essere ragionato e occhio alla fretta che non vi aiuterà. Forse dovreste rilassarvi un attimo, gli impegni comunque non mancheranno. Signori, e così abbiamo terminato l'oroscopo della nuova settimana che va dal 10 al 16 maggio. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare la campanella, così vi arriverà la notifica per il nuovo video che io vado a pubblicare. Se avete bisogno di una consulenza privatamente, qui voi vedete i miei numeri nello scrollo. Non dimenticate che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. A tutti un forte abbraccio, un bacio forte e che le stelle siano sempre, sempre con voi. Un abbraccio, alla prossima settimana.